Bine seara a tutti e ben chiatassa Gnovis. Il senatore triestino Roberto Menia l'ha presentato al Senato un disegno di legge per domandare i riconoscimenti in Costituzione dal tagliante anche lingua ufficiale da Stato. Un disegno di legge però la che si sottolinea tanto che le minoranze nazionali e linguistiche o i dialetti a rischiano, secondo Menia, di cancellare l'italiano e dunque squegni in maniera obbligatoria sta fuori dai aule scolastiche. Quindi il disegno di legge di Menia si sono discedenati dal Friuli Vignesi Giulia critiche e polemiche bipartisan, in primis che da si stessi compagni di partite. Iulis Masdal Furlan l'ha detto il coordinatore regionale delle Leghe, senatore Marco Dreosto. La tutela e la promozione dei linguis minoritaris non dome è un diritto garantito in maniera costituzionale, ma è un fattore importante delle società che avvengono in feveladis. In difesa dal Furlan e quindi il disegno di legge di Menia sono arrivati risposte sia dal centro di destra che dal centro Ciampe in plui che della società civile. E in ricerca di visibilità, ma mostra un pensiero che va quindi la stessa Costituzione che Menia al Disdi vuole difendere, al dice il Scindi di vuole sondarzing e precedente de Aclif Marcus Mormaier. La valorizzazione delle lingue furlane è un diritto essenziale, al conclude Mormaier, per il mantenimento di autonomia speciale della nostra regione. Due giovani foresti fermati da polizia in un parco a Udine sono stati schiattati con 43 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish già dividuti in dosis squinduti dentro dei vestis. Un dei due, un cittadino bengalese, è stato fermato dentro dal parco Moretti con le droghe squindute in tesmudandis in tante che l'altro è stato tenuto schiampato in un'area verde in via Cormor Bass. In tefuide che quest'ultima ha lasciato a terra un bilancino di precisione e 3 copertori di cellofan con dentro 21 dosi di hashish e 20 volte di cocaina. Una baruffa è sclopata ieri dentro le cooperative sociali Sant'Angela Merici di Cividate che ospita minori no compagnanze. A baruffassi e giovins, ducce tra i 16 e i 17 anni, per motivi antimodi sclarì. L'intervento del personale delle strutture l'ha evitato il pies, ma due fantasma sono in tutto caso trasportati all'ospedale a Udi in Feris. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Leonardo con Dutun e i colleghi di radiomobili di Cividate. All'estate confermati il stato di agitazione delle bande dei siglis sindacali di Riva Udine col sopra proiodut al prossimo 2 di dicembre, dopo che anche la seconda tavola di mediazione non gliel'ade assegne. Che stamattina ci un ponte in comune tra i sindacati e la dirigenza all'arrestato il prefetto di Udine, Marchesiello, ma non si è chiatato un accordo. I sindacati hanno ribattuto la condizione di lavoro inaccettabile vivuti dai lavoratori, condizioni che già ieri aveva importato la questione in Consiglio Comunale. Carencis di organic, turni spalmati su 6 dice, riduzione dei paie e straordinari santi di 12 ore i motivi di agitazione sindicale. Il Comune di Udine aderirà al band dal PNRR per il progetto di rinnovamento dal marchiato ortofrutticolo, un primo lot di lavori alle partite, già ma il progetto è in spiete di news adeguamenti. Non si vede di questo il vice sindaco di Udine, Michelini. Novità a Udine per il marchiato ortofrutticolo. A che punto sono i lavori? Noi abbiamo un primo lot dal marchiato ortofrutticolo che praticamente consiste in 6 nuovi celli frigoriferi che porteranno altrettante ditis che quindi vanno a ampliare le forniture. No? Come le vigne di Furche e Rome propongono un bando perché che vogliono aderire per ristrutturare al vecchio marchiato. E noi abbiamo di aderire. E sono 10 milioni, abbiamo fatto un progetto, abbiamo dato l'ok a un progetto e quello abbiamo approvato in modo tale che al potere di praticamente, se non sdanno i base, partì con una nuove grandi celle frigorifere di raccolta globale. E inoltre, le robe più importanti, che sarà energeticamente autonomo. Se trocca il costo di quell'energia, soprattutto al chiato al freddo in un marchiato ortofrutticolo. Dopo varranno ampi spazi
granchie pues, dico podin metti in maniera refrigerata le verdure, le frutta e verdure. E in robe importanti, che a me, ma le Indue ha bisogno di forniture rapidi, non dome chi a Udin, ma servirà a Trieste, servirà a Pordenone, tutte le regioni e anche le Slovenia e l'Austria. E all'estate completati il Placial, il cantiere dal Placial davanti alla stazione ferroviaria di San Gottard, non si intravede il scendi di Udin Fontanini. Abbiamo voluto fare questo lavoro perché le stazioni erano un po' malmettute, allora abbiamo fatto un bel parcheggio, come ho messo anche le biciclette Sanauli, che le fermate dall'autobus, per cui calore smontare e chiappare l'autobus che parte dal treno che arriva di Cividate e là avviarsi altri sposti delle città di Udin. Quindi un intervento che riqualifica questo tocco del città, cioè i porti in pratica est della città di Udin, per migliorare le viabilità e dare l'opportunità a chi vuole di muoversi anche con mezzi alternativi, non come il treno, non come l'autobus, la bicicletta, la macchina parcheggiate, magari dopo un si scambia, monta su insieme con altre macchine, un mood moderno anche per muoversi, anche qui della città di Udin. Sono più di 200 gli avvenimenti che il Comune di Udin ha messo in calendario per il periodo di Nadal. Musiche, teatri, arte, inquintris, letturis e giochi che animeranno la città per 7 settimane. Se a questi, ci che non sclarisse l'assessor Franz, si giunte anche io ho compri a Udin. Io ho compri a Udin, alle chiste al slogan che è stato scelto proprio per invitare la popolazione udinese a comprare a spindi in città. Sì, che è un messaggio un grosso importante perché il Natale è una festa religiosa, è una grande festa che chiede sempre ai frutti famosi, ma è anche un momento per comprare e quindi noi si sentiamo in obbligo di sostenere le attività del nostro comune, le piccole botteghe commerciali, artigianali e quindi ho lanciato che il slogan che io compro a Udine, che è un messaggio importante, spero che venga recepito, perché se i consumatori si organizzeranno per comprare le botteghe cittadine, si daranno un concreto sostegno a quelle che sono le attività delle nostre città e quindi è un momento che è sempre di grande entusiasmo che è quello del Nadal, però la dice leata anche a un sostegno effettivo a quelle che sono le piccole attività. Prime tappe in regione per Fogole Olimpiche dal Festival Olimpico delle Gioventù Europeane e Iovka sarà ospitata nella regione attaccante dai 21 di gennaio. La torcia partita di Roma dopo la da San Marino in Austria, ieri va di sera a Tumiec, accompagnata dai mascotte ufficiali dei Giux, la Marmotta e Cughi. E io Fabio della partecipazione di miliardi di giovani di tutta Europa. E pare che stasera le dute nuovi saltone domani, sempre alle stesse ore. Mandi e buone serate dei Viodisi. Thank you.